L'Unione Veneta delle Bonifiche, che rappresenta, non dimentichiamo, i consorzi di bonifica del Veneto, ha sposato volentieri e di buon grado, innanzitutto perché credo che la sinergia e la collaborazione fra enti che gestiscono un territorio sia estremamente importante, quindi le autorità di bacino, i consorzi, la regione. Credo sia indispensabile che questa sinergia continui e anzi migliori. Poi perché credo che come parola d'ordine, l'ho detto che nella mia introduzione, parola d'ordine di consorzi di bonifica italiani è prevenzione. Per poter prevenire bisogna conoscere, quindi questa sperimentazione è partita e parte per conoscere ed andare verso la conoscenza più approfondita del problema, quindi noi non potevamo mancare, anzi il mio auspicio e il mio augurio è che questo sia il presupposto, il preambolo di ulteriori collaborazioni sia con le autorità di bacino, sia con le regioni e sia con le autorità locali. I nostri contribuenti avranno sicuramente un vantaggio, il vantaggio che i consorzi, parte attiva di un programma e di un progetto, conosceranno di più rispetto a prima. Il conoscere, ripeto, è estremamente importante perché la conoscenza ci aiuta nell'andare fino in fondo nella prevenzione. Prevenzione non significa solo prevenire le alluvioni, ma significa anche preservare la risorsa d'acqua, elemento estremamente importante del nostro Veneto anche dal punto di vista economico, non solo dal punto di vista ambientale.